Mentre questo convegno continua all'interno della sala principale qui del Da Vinci, ne approfittiamo per parlare con Patrizia Capuzzo per fare un po' una sintesi e un racconto di quello che è stato, di quello che sarà in questa giornata, che non è solo giornata, insomma, per voi, per l'organizzazione è veramente stato un grosso lavoro, ma soddisfacente. Sicuramente grande soddisfazione perché abbiamo portato questo convegno che era stato programmato nel 2020, perché la sezione UMS di Treviso avrebbe dovuto organizzare nel 2020 l'Assemblea Nazionale, che causa Covid chiaramente non c'è stata. Finalmente siamo riusciti a riorganizzarla quest'anno, infatti questi sono il primo delle due giornate assembleari, e quindi questo convegno soprattutto indirizzato ai ragazzi, perché i ragazzi sono il nostro domani e devono essere assolutamente motivati a dare uno sprint alla loro vita, avere un futuro, pensare ad un futuro che sia coadiuvato anche da quella che noi promuoviamo, che è l'attività sportiva, perché l'attività sportiva è un incremento a quelle che sono il loro futuro, perché l'attività sportiva, indipendentemente se agonistica ancora meglio, ma comunque ti dà la capacità di vivere dei momenti insieme agli altri, condividere, e oggi purtroppo la condivisione è un argomento che sta sparendo. Invece è determinante, soprattutto per i giovani, il confronto, il parlare con gli altri, esprimere i propri pareri, saper ascoltare, anche se l'opinione non è la tua stessa opinione, ma apprendere, anche perché chi non ha la tua stessa opinione non è detto che tu non possa condividere il suo punto di vista, quindi proprio è un'apertura. È un'apertura con, tra l'altro, dei testimonial veramente importanti. Sì, dobbiamo dire una cosa. Io, come Unione Nazionale Veterani dello Sport di Treviso, tutti gli anni a fine stagione, tra la fine di novembre e i primi di dicembre, organizziamo quella che è la premiazione dell'anno. E sono anni che abbiamo inserito un premio Sport Inclusive e ho scoperto delle realtà incredibili legate alla nostra provincia. Noi abbiamo fior di campioni che le cronache purtroppo talvolta non segnalano, proprio vengono completamente, diventano sconosciuti. Ma faccio degli esempi. Qualche anno fa ad Albufeira, in Portogallo, una Onlus, scusate non ricordo più il nome, comunque di Montebelluna, ha portato chiaramente in dei campionati del mondo, è stata la società che ha guadagnato, che ha portato a casa più medaglie d'oro. Loro si occupano di disabilità intellettive e nel nuoto hanno saputo portare a casa un sacco di medaglie d'oro. Io rido sempre quando vedevo questi ragazzi sul palco che venivano premiati e pensavo, mamma mia, io sono un gatto di piombo, questi ragazzi vincono delle medaglie d'oro. Quindi disabili o diversamente abili è un argomento quasi banale, perché riescono ad andare oltre quello che è il loro limite che noi vediamo, ma per loro è un argomento diverso, è proprio una ragione di esprimere quello che è davvero la loro entità.